Ripeto volentieri un caloroso benvenuti, perché è una delle prime occasioni che abbiamo veramente per dirci benvenuti e non ben visti, ben sentiti, sì, attraverso. Quindi finalmente possiamo ricominciare, magari con tutte le precauzioni del caso, a vederci. Quindi benvenuti, non siamo in tantissimi, ma la qualità è altissima. Quindi sinceramente mi fa piacere vedere così tanti amici che ci sono venuti a onorare per questo convegno che noi riteniamo per la SAF un momento importante. Adesso la parola prima di tutto al rettore, al professor Pinton, che è il padrone di casa, poi il sindaco ci porterà i suoi saluti e poi sarà il voto dei relatori con le loro relazioni e poi ci sarà il coffee break, bar purtroppo è chiuso sempre per questioni di scusate, bar è chiuso sempre per questioni di Covid, per cui sarà un coffee break senza coffee, senza un break, oppure ci sono le macchinette, sarà un coffee break meccanico. Ecco, quindi la parola al professor Pinton che ci fa l'onore di casa e comincerà questo convegno. Grazie. Bene, grazie. Buongiorno a tutte e tutti. Padrone di casa, siamo in una delle aule più importanti del nostro Ateneo ed era un modo anche per rendere onore naturalmente alla figura di Vladimiro Tremonti. L'università poi anche era rappresentata oggi con noi il prorettore che ha curato assieme alla società a Friulana l'organizzazione di questo convegno. Abbiamo il professor Saccompagno che poi presenterà la figura di Tremonti al suo organo dell'università. Abbiamo anche la presenza del già rettore Furions e altri illustri colleghi. Questo perché per noi è importante essere presenti e aver così sostenuto questa iniziativa e proprio per rendere omaggio a una persona che inevitabilmente e per tutto quello che ha fatto, soprattutto con la discrezione ma con la tenacia, direi, conciliando queste due qualità in maniera irripetibile, ha sostenuto la causa dell'università e ha naturalmente contribuito, si può considerare che sia fra i padri fondatori, come è stato più volte ricordato, dell'università. E non voglio togliere naturalmente nulla a quello che poi verrà chiarito, ricordato, come sempre sottolineato in maniera più estesa. Mi piace solo ricordare che qualche anno fa abbiamo celebrato i 40 anni della nostra università, un'università giovane, come sappiamo, rispetto a uno standard italiano, e lui stesso disse ancora una volta che l'università vuol dire moltissimo per il Friuli ed essere stato tra i propulsori mi onora e niente di gioia. Ma accanto a questo disse anche poi alla fine, e dice resta ancora molto da fare, poi ci fu anche un ulteriore intermezzo. Finora l'Università di Udine ha raggiunto grandi risultati, ma non è ancora valutata per quello che realmente può dare. Io l'ho ritenuto un fortissimo stimolo anche per guardare al futuro. Certo l'università ora non è più, è diventata una realtà molto solida, non solo territoriale, non è più forse quella pensata dai nostri padri fondatori, ma adesso è di fronte delle sfide incredibili in un panorama nazionale, locale, nazionale, internazionale che sta profondamente mutando. Io credo che queste parole per noi, per me, che ancora rappresento questa università, per chi l'ha fatto prima e chi continua ad essere parte di questa comunità, deve essere sentito come uno stimolo forte a cercare sempre il meglio e a tenere fede a tutte quelle che sono la fiducia che ci è stata concessa ed è stata riposta in noi da parte di questi grandissimi personaggi. Ecco, questo è il modo con cui io ho avuto l'occasione di conoscerlo solo, diciamo, in poche occasioni, di scambiare con lui appunto parole tipo queste, e che però credo siano estremamente significative e ci riempiono
da una parte di gioia, da una parte di responsabilità, ma ci caricano anche di energia e entusiasmo per il futuro. Quindi grazie a tutti voi che avete voluto essere, non solo che avete promosso, coloro che hanno promosso questa iniziativa, ma che avete voluto essere presenti qui, e lo sarete ogni volta che ricorderemo questi personaggi naturalmente illustri, ma ripeto, non solo con le iniziative che poi hanno, diciamo, risonanza, ma anche con tutto quello che è il contributo che ciascuno di noi può dare all'Università del Friuli e quindi attraverso di essa al Friuli stesso. Quindi grazie anche naturalmente ai relatori che renderanno diciamo, il giusto omaggio ma anche il giusto peso all'iniziativa di oggi. La parola al signor Sindaco di Udine, che è arrivato in ritardo, ma siamo abituati, ma lo vediamo. Bene, allora buongiorno a tutti, un caro saluto ai due figli del notaio Tremonti. Io lo chiamo ancora così, anche se oggi viene ricordato come un grande alpinista, un grande esploratore, un uomo che ha girato le nostre montagne ma è andato anche molto lontano, insomma, dall'Himalaya, nelle zone più prestigiose dove ci sono le montagne più difficili. Ma io voglio ricordarlo come uomo che guidò quell'azione fondamentale e popolare che portò all'istituzione dell'Università del Friuli. Insieme a Tarcisio Petrarco era lui la guida, poi tra l'altro dopo la morte di Petrarco continuò lui questa opera fondamentale per dare al nostro Friuli un'istituzione universitaria. Ed era una persona che non si accontentava, come lo disse anche qui pochi anni prima di morire, dicendo che l'università deve fare ancora dei passi in avanti. E lui e Petrarco erano due profeti inascoltati dalla classe politica di quegli anni, perché non si doveva fare concorrenza, perché i friulani dovevano continuare ad andare a studiare fuori dal loro territorio, andare a Trieste, a Padova, a Trento, insomma, in giro per l'Italia. E ci volle purtroppo un terribile terremoto affinché Roma decidesse di fare la legge di costruzione in cui, come sapete, è contemplata l'istituzione dell'Università del Friuli. Però grazie a queste persone, grazie al notaio Tremonti, che con la tenacia, con la forza non vennero mai a compromessi a cedere questo loro impegno, con tanta gente che li aiutò, qui ci sono presenti testimoni importanti, il professor Molinari, l'amico presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il dottor Brusafer, che fu anche lui, giovanissimo come ero io in quegli anni, a portare avanti un'azione a favore dell'istituzione di questa università. Quindi è bene ricordare questi uomini, è bene non dimenticare il loro messaggio, che era un messaggio forte, tenace e, ripeto, senza compromessi, perché in quegli anni non era facile portare avanti un'azione che poi ci avete questo grandissimo riconoscimento popolare con 120.000 firme del popolo friulano che chiedeva con forza l'istituzione di questa università. Quindi grazie alla Società Alpina Friulana che lo vuole ricordare oggi come alpinista, ma non va dimenticato che fu anche un uomo di cultura, un uomo che portò qui nel nostro Friuli questa importante istituzione in cui oggi siamo ospiti l'Università del nostro Friuli. Quindi grazie a Marino Tremonti, grazie ai tanti che hanno lavorato affinché si raggiungesse questo obiettivo e grazie alla Società Alpina Friulana per la giornata di oggi che vuole ricordare questo importante
figlio della terra friulana, anche se lui non era di origine friulana, venne in Friuli, ma amò e difese con forza questa terra e soprattutto la gente che vi viveva. Grazie al rettore, grazie al sindaco e grazie a tutti voi, grazie ai figli del dottor Tremonti, del notaio Tremonti, Giulio che continua la professione del papà e Flavio, avvocato, che sono qui presenti. Loro hanno fatto un gesto secondo noi è encomiabile, li ringraziamo perché la biblioteca del papà con tutte le sue appunti originali, con tutti i suoi quaderni di vita e di salite di montagna della sua biblioteca alpinistica è stata donata alla SAF e cercheremo di dare il giusto risalto e anche loro hanno promesso che ci aiutano perché quindi riusciremo senz'altro a valorizzare questo lascito nel modo giusto e opportuno. Perché il notaio Tremonti sulla sua tessera del CAI aveva 79 bollini, quindi una cosa perfino miracolosa. Se pensiamo all'ultimo bollino, che aveva ormai 95 anni passati, compiuti, è venuto in sede personalmente col taxi, si è fatto portare in sede via Brigatare per prendere l'ultimo bollino, mancavano ormai poco tempo, poi ci avrebbe lasciato. E queste sono cose che io l'ho conosciuto alla fine quando probabilmente per il cognome che porto lui ricordava trascorsi di fotografia che aveva condiviso col nonno, con gli zii, ma si è dimostrato una persona veramente sì, mi ha colpito per la sua. Ma se guardiamo la fotografia, chi ha avuto l'inalto dell'anno scorso, chi ce l'ha, come io ce l'ho adesso sotto occhi, e c'è una fotografia a piena pagina che è stata scattata durante la sua ultima intervista, che è stata fatta dalla dottoressa Beltrame, che ringrazio tantissimo anche perché assieme a Umberto Sello è stata una dei punti di forza di questo convegno. E sia per conoscenza diretta che traspare dalla fotografia proprio, cioè una mitezza, un'eleganza di tratto, proprio una signorilità, però allo stesso tempo una determinazione, una fermezza che gli ha permesso di arrivare in cima a montagne non da poco e affrontare sfide non da poco come quella dell'Università Friulana. Ecco, secondo me questo mi è sempre data l'impressione di avere a che fare con un vero signore, un signore d'altri tempi, un signore però che come i vecchi signori della nostra nobiltà sapeva anche affrontare sfide difficili e portarle a termine. E poi io immagino come si sia sentito un uomo così quando sulla sua prima tessera di alpinista c'era come frase, diciamo, motto della società a cui apparteneva, perché lui nasce a Provenzano, poi si trasferisce a Gorizia perché segue il papà che fa il direttore di banca e si iscrive prima al CAI di Gorizia, infatti non sono i suoi 79 morini, non sono tutti della SAF, sono del CAI per onestà intellettuale, quelli della SAF partono dal 51, 52 credo in poi, e comunque io sono nato nel 53, quindi vuol dire che ne aveva abbastanza. E lui sì, appunto nasce in una terra di confine, nasce come dico io ai confini dell'impero, non so cosa avrebbe potuto fare se fosse nato in un'altra terra, quale pubblicità avrebbe potuto avere, quale risonanza anche a livello nazionale avrebbe potuto avere la sua attività alpinistica. Invece lui nasce qua, si dedica a questa terra e come ultimo sforzo c'è questo ultimo come sforzo importante che ci lascia di eredità, c'è questa università che oggi ci ospita in questi complessi locali. Ma torno al discorso iniziale, quando lui si iscrive all'epoca fascista e il motto è: sono fiero di appartenere al centro alpinistico italiano, scuola di italianità e di ardimento,
1941, anno 19esimo dell'era fascista. Con lui questo modo lo vedo un poco calzante, ecco, vedo, sì, sono, lui era, dico pure, mitezza, signorilità, eleganza di tratto. E un'altra cosa che mi preme di sottolineare, che ho piacere di sottolineare, è l'ascito della biblioteca. L'ascito della biblioteca viene fatto alla SAF, voi non so se conoscete la SAF, è una soltantina friulana, e infatti per quello la sala è semivuota, perché il tempo non ci è favorevole, perché oggi sono tutti in giro, in montagna, in bicicletta o a fare la SAF, purtroppo non hanno società di congressi, non società di gente che si muove, ecco. Scusateci per questa. Abbiamo 2400 iscritti, abbiamo fatto una lettera, abbiamo fatto una posta, una lettera del Presidente, abbiamo fatto tutto possibile, ma la montagna resta ancora un'attrazione fatale per noi della SAF. Quindi mi scuso, la prossima volta andremo a stanarli col fumo, ma non so cosa altro fare, insomma, avrei preferito una partecipazione più fitta, ma così questi siamo. Comunque siamo, torno a dire, 2400 iscritti, 5 sottosezioni, abbiamo un sacco di attività che vanno dalle attività culturali alle attività appunto alpinistiche dei gruppi, sci alpinistiche, a tutte le scuole di alpinismo, sci alpinismo, escursionismo, importantissima perché ci tiene in piedi, convoglia la maggior parte degli iscritti, e poi abbiamo questa non mi viene mai in testa, scusatemi un attimo, dove sei il dito? Chi l'ha organizzata? Aiutate. No, la SAP, sì, la SAP, stavo elencando quali sono gli sponsor di oggi. Abbiamo il Comune di Udine, siamo ospiti dell'università, e abbiamo la Fondazione Friuli che ci segue in un sacco di attività, e devo dire che grazie a questo sponsor noi ci riusciamo, perché noi siamo tutti volontari, quindi non c'è nessun introito che non sia da sponsor o da tesseramento, insomma, che è la nostra fonte di reddito più importante. Ecco, quindi torniamo al discorso dell'università e soprattutto della biblioteca. Lui ci crede, conserva i suoi appunti di una vita, raccoglie libri di montagna, viene pubblicato su riviste prestigiose di tutta Europa, e quando parla della sua biblioteca o della biblioteca in genere dice, parlando degli alpinisti che l'hanno preceduto, dice: l'alpinismo di oggi si regge sulle spalle di quelli che ci hanno aperto la via dei monti. Molti di loro non ci sono più, ma hanno lasciato scritte cose che ci permettono di non ricominciare sempre dal principio, bensì di andare sempre avanti. Altri vivono lontani da noi e non avremo mai occasione di incontrarli. Come potremmo essere aggiornati sui problemi attuali dell'alpinismo senza la stampa? Ecco, penso a cosa serve una biblioteca alpinistica. Quindi quest'uomo che nasce sul confine usa i confini come opportunità, non li usa come barriera, come chiusura, vede il confine come qualcosa che semplicemente circonda un territorio per permetterci di superarlo, ecco. E questo mi piace di lui, ed è assolutamente attuale con i suoi messaggi di rispetto per l'ambiente, appunto, di mitezza, di civiltà, di cultura per l'uomo. Basta vedere le fotografie che ci sono sotto. Lui non fotografa solo montagne, anzi fotografa molto più uomini che non montagne. E questo è il suo messaggio, la sua eredità. Grazie di nuovo ai figli e grazie a tutti voi che siete venuti. Adesso passiamo al concreto, vediamo le relazioni della professoressa, il nostro professoressa. Per la parte che riguarda la storia dell'università,
la professoressa Compagno per quanto riguarda la storia, la figura alpinistica, abbiamo Giovanni Durati, il nostro past president della SAF. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Questa è davvero una giornata speciale per noi. Università di Udine, noi già rettori di questa università, e sono molto onorata di essere qui oggi per ricordare la figura gentile e appassionata di Marino Tremonti, come è stato ricordato, uno dei padri fondatori della nostra università. Ho conosciuto il notaio Tremonti nell'ottobre del 2008. Ero appena diventata rettrice di questa università e venne a trovarmi. Entrò a Palazzo Florio, allora sede del rettorato. Vidi comparire una persona gentile, dai modi raffinati. Pensai anch'io, come ha detto poco fa Brasighelli, ecco, un uomo di altri tempi, davvero un uomo elegante, un uomo di altri tempi. Mi strinse la mano, mi guardò con un misto, vidi nei suoi occhi un misto di dolcezza, pacatezza, ma al contempo determinazione, fermezza. Mi guardò negli occhi, mi fece le congratulazioni per questo traguardo di essere stata eletta rettrice dell'Università di Udine e disse: ascolti, rettrice, le responsabilità dei rettori tutti di questa università del Friuli, non è solo nei confronti della comunità accademica o della più ampia comunità scientifica, ma è soprattutto una responsabilità sociale nei confronti del popolo friulano che ha fortemente voluto questa università. Ecco, pensai più e più volte durante il mio mandato a questa frase. È una frase che rimandava a responsabilità più ampie, è una frase che può far paura, ma anche coraggio nei momenti più difficili. Cioè la nostra responsabilità come rettori di questa università era una responsabilità che nessun rettore di nessuna università statale italiana ha avuto mai, cioè la responsabilità nei confronti del popolo friulano, del popolo della terra che ha originato questa università. Questa sensazione di ampia responsabilità mi ha aiutato molto durante il mio mandato. Erano anni difficili, eravamo sostanzialmente dentro una potente crisi economica finanziaria che era arrivata dagli Stati Uniti, e contemporaneamente abbiamo avuto in quegli anni una grande riforma universitaria, la riforma Gelmini, che presto doveva essere implementata, e dei tagli rovinosi che caddero su tutto il sistema universitario in quel momento e che furono molto gravi per l'Università di Udine, storicamente sottofinanziata, non solo rispetto a Trieste, ma anche rispetto a molte altre università italiane. Questo senso di responsabilità aiutò questo rettore, aiutò il governo di questa università. Lo rivedi molte volte durante il mio mandato, veniva periodicamente a trovarmi, non mancavano poi le occasioni di convegno o di manifestazioni in cui Marino Tremonti era sempre presente. Gli raccontavo i tanti successi o le difficoltà dell'università, lui ascoltava, era un uomo che sapeva ascoltare, ma continuava poi a incitare di andare avanti, così come il professor Brittoni, il rettore dell'Università di Udine, ha ricordato, incitava ad andare avanti e a raggiungere sempre nuove vette. Ecco, Marino Tremonti ha vissuto a pieno l'epoca dell'alpinismo di esplorazione. L'abbiamo visto dalla bellissima mostra fotografica allestita a Basso. Un'epoca, questa dell'alpinismo di esplorazione, in cui l'uomo si trovava al cospetto della montagna,
grandi silenzi, solo col suo coraggio, con la sua abnegazione, con la sua tenacia. Ecco, io ritengo che questo spirito di alpinista di esplorazione l'abbia forgiato anche come uomo di esplorazione. Un uomo di esplorazione che anche nel suo Friuli ha portato a raggiungere, insieme ad altri ovviamente, la più importante delle vette per quanto riguarda l'istruzione, l'alta formazione e la ricerca, che è stata appunto l'Università di Udine. Questa è una delle più alte delle vette, un'università non per il popolo, ma del popolo, così come Marino Tremonti continuava a ricordarci. Ecco, questo è l'obiettivo e la meta più alta raggiunta da Marino Tremonti nella sua vita di uomo di esplorazione. Vale la pena forse adesso ricordare alcuni passaggi che hanno caratterizzato, importanti, che hanno caratterizzato la nostra università. Lo ha detto il rettore prima, il sindaco poi, lo stesso Brisighelli ha parlato della nascita di questa università. Ma quando si comincia a parlare di università del Friuli, in tempi molto lontani, ma mi avvicino agli anni 60 del Novecento, nel primo dopoguerra. E negli anni 60 del Novecento l'idea di pochi di costruire un autonomo centro universitario a Udine venne fatta propria da una vasta opinione pubblica. Una vasta opinione pubblica che di lì a poco fu in grado di smuovere le inerzie della politica, che furono fortissime nei confronti della nascita dell'Università di Udine, e le resistenze ovviamente triestine. Quando parliamo di anni 60 è naturale e doveroso ricordare Tarcisio Petrarco, che fu il primo presidente del comitato dell'Università del Friuli, ma da sempre si dedicò alla lotta per l'Università friulana e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Marino Tremonti si affiancò a Tarcisio Petrarco negli anni 70, in particolare nel 72, quando venne costituito, quando fece le ultime sue più importanti escursioni. Subito dopo si affiancò a Tarcisio Petrarco per supportarlo nella guida del comitato e insieme ad altri nella sensibilizzazione massiccia dell'opinione pubblica. Già nel dopoguerra Tarcisio Petrarco sosteneva che anche in base alla sua esperienza di emigrante in Canada, di autodidatta in studi umanistici, sosteneva che troppi pochi friulani potevano studiare nella loro terra, erano costretti ad emigrare, e che troppo pochi friulani potevano accedere alle alte professioni. Già poi, sempre alla fine della seconda guerra mondiale, prima Daronco, che ricordiamo tutti, il professor Gianfranco Daronco, e la Società Filologica Friulana rivendicavano per la terra friulana una facoltà di magistero. Ma quello che scosse gli anni del popolo friulano fu un'opportunità mancata per la terra friulana, cioè la richiesta allora della facoltà di medicina Udine, che risale al 1964. L'ordine dei medici della provincia di Udine, quando si presentò l'occasione di istituire una facoltà di medicina nella nostra regione, auspicarono con forza la realizzazione di questa facoltà a Udine. Se non che Trieste, questa è una rivendicazione del 1964, Trieste nel 1965 fa la domanda per avere la facoltà di medicina. A quel punto studenti friulani, cittadini semplici del Friuli,
cominciano a fare delle manifestazioni, scioperi che durano 3 giorni. Nulla di fatto. L'asse politico-istituzionale, il baricentro del potere, è spostato su Trieste e l'Università di Trieste attivò in condizioni logistiche ignominiose, così le definisce Tremonti, la facoltà di medicina, che poi venne riconosciuta dal Ministero l'anno dopo, nel 1966. A quel punto l'opinione pubblica continuava a premere per avere un'università a Udine, per avere dei corsi universitari a Udine, e tanto per calmare le acque, altra locuzione di Tremonti, venne istituita la facoltà di lingue e letterature straniere come sede staccata dell'Università di Trieste e il biennio di ingegneria a Udine. Basta. Tarcisio Petracco, insieme a Marino Tremonti e a tanti altri che qui abbiamo il piacere di avere, io ho visto Molinari, Carlisi, ma lo stesso collega Brusaferro, Fontanini, nel 1972 si costituì il Comitato per l'Università Friulana. Troppo si era perso per il territorio friulano. Qual era l'obiettivo di questo comitato? L'obiettivo era quello di coordinare gli sforzi di un vasto numero di persone e di istituzioni per avere un corso universitario, per avere un'università organica e completa in Friuli. Il comitato, come sappiamo, fu presieduto da Tarcisio Petracco fino alla sua morte nel 1996 e a cui successe appunto Marino Tremonti. E noi tutti i rettori presenti l'abbiamo conosciuto come presidente del Comitato per l'Università Friulana. E appunto, come dicevo prima, dalla costituzione del Comitato Marino Tremonti affiancò continuamente la lotta per l'Università Friulana, si affiancò completamente a Tarcisio Petracco. A quel punto, costituito il Comitato, si avviò una strutturata opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con discussioni pubbliche, azioni di volantinaggio, manifestazioni in piazza, insomma la passione di uomini veri, no? Che Battisti, parlando naturalmente di Petracco, ma estenderò anche a Tremonti, diceva: basterebbero 10-15 uomini come questi per cambiare il volto del Friuli, e questo è ancora più vero oggi. Si avviò questa opera di sensibilizzazione che possiamo capire dispendiosa da un punto di vista di tempo e da un punto di vista finanziario. Erano comunque dei professionisti, avevano il loro lavoro, tutti quelli che appartenevano al comitato, quindi era proprio credere in certi ideali e portarli avanti. Bene, a fronte comunque dell'ignavia della politica regionale, più volte sottolineata dallo stesso Marino Tremonti e da Petracco, nel senso che non sentivano la voce di questa richiesta molto forte per l'Università del Friuli, nel 1975 prese concretezza l'idea di promuovere la raccolta di 50.000 firme per supportare la proposta di legge popolare per l'istituzione dell'Università del Friuli. Bastavano 50, era condizione necessaria e sufficiente avere 50.000 firme per avviare un'iniziativa di legge popolare. Tremonti e Petracco però avevano dei timori inizialmente. I friulani, li conosciamo, non sono facili da porre firme, non mettono firme volentieri nei banchetti in giro, e pensarono: abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno della Chiesa che ci aiuti a convincere i friulani a firmare, anche in chiesa se necessario, anche fuori dalla chiesa se necessario. E chi arrivò in aiuto di questi visionari? Monsignor Battisti.
che tutti conosciamo, tutti ricordiamo, anche lui gentile, dai modi gentili, raffinati, uomini gentili d'animo e determinati. Si affiancò il Monsignore Alfredo Battisti, aprì le chiese a questa iniziativa, si affiancò al Comitato per l'Università Friulana e, come sempre, appoggiò gli interessi del popolo friulano. Partì subito la raccolta delle firme, fu un successo subito e fu anche qui un'impresa dispendiosa. Potete capire quanto dispendiosa fu l'impresa di aprire banchetti ovunque, in tutti i paesi, di montagna, di pianura, di collina, di mare, per raggiungere queste firme. Era l'inizio del 1976, ma come sappiamo nel maggio del 1976, sotto la macerie del nostro Friuli, si fermò per forza di cose la raccolta delle firme e si interruppe. Quando si interruppe? Noi possiamo pensare tanto tempo, oggi siamo abituati a tempi dilatati che sfuggono, a tempi liquidi. Si fermò pochissimo, perché da subito emerse la richiesta da più e più parti di non lasciare vanificare lo sforzo e di portare a compimento la raccolta delle firme. E allora nelle tendopoli di tutto il Friuli vennero raccolte le firme, il notaio Tremonti insieme a segretari comunali, a pubblici ufficiali, autenticò la volontà dei friulani di ricostruire non solo le proprie case, le proprie fabbriche, ma anche la propria società attraverso la costituzione o la richiesta di un'università. C'era da ricostituire una classe dirigente, c'era da rilanciare un'intera società attraverso l'alta formazione e la ricerca. E allora pensate che l'11 agosto del 1976, quindi siamo a ridosso del terremoto, prima della seconda grande scossa che arrivò a settembre, la proposta di legge venne approvata dalla Camera dei Deputati, sorretta da ben 125.000 firme, molto oltre le 50.000 firme che servivano, sottoscrizioni autentiche da pubblici ufficiali. Quanto avevano lavorato questi uomini, questi ragazzi, queste ragazze per volere l'Università del Friuli. Voi capite bene qual è la responsabilità di questi elettori, di questo governo, di questo Ateneo. Bene, la questione a quel punto era fuori dai localismi regionali, perché era stata approvata, almeno alla Camera, la legge, la proposta di legge. Quindi tutti i parlamentari friulani a questo punto poterono lavorare sotto costante pressione del Comitato e inserire l'istituzione dell'Università del Friuli nella legge di ricostruzione del Friuli, la legge che va proprio a ricostruire il Friuli. Ora, grazie a questi padri fondatori, tra i quali, come avete ben capito, un ruolo rilevante fu svolto da Marino Tremonti, un decreto presidenziale del 6 marzo del 1978 nasce un autonomo Ateneo friulano, il primo e solo Ateneo in Italia che non nasce dall'alto per decreto ministeriale, ma nasce da una proposta di legge popolare, di nasce dalla gente, dal basso. Il fine dell'Ateneo è stato fissato dai padri fondatori ed è stato recepito dal legislatore. Qual è il fine dell'Ateneo? Fissato da Petracco, Tremonti e tanti che hanno lavorato col Comitato per l'Università Friulana. Il fine dell'Ateneo è quello di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli. Nessuna università italiana ha, nella legge istitutiva recepita nello Statuto dell'Università di Udine,
come primaria missione la rinascita del proprio territorio. Una parentesi prima di avviarmi alle conclusioni. Ecco, Marino Tremonti, per supportare la nostra università, si iscrisse subito dall'istituzione dell'università al corso di laurea in conservazione dei beni culturali, che fu il primo corso di laurea in Italia in conservazione dei beni culturali legato proprio al post-terremoto, e diede anche qualche esame, diede il suo contributo come matricola all'Università di Udine. E continuiamo, ma a quel punto, ottenuto l'obiettivo, il comitato venne disarmato? No, non venne disarmato il comitato. Il comitato andò avanti, perché l'ulteriore obiettivo, quello mancato nel 1964, fu quello di avere la facoltà di medicina. Era una nuova scalata verso una nuova vetta importante, ritenuta importante per la gente del Friuli, per la sanità del Friuli, per migliorare, creare l'eccellenza nella nostra sanità. E ricordo che la facoltà di medicina dell'Università di Udine è stata prima in Italia per moltissimi anni rispetto alle altre facoltà di medicina. Quando la facoltà di medicina venne istituita nel 1982 e venne attivata nell'anno accademico 1986-87. Avevano compiuto la loro missione. Da allora l'Università del Friuli, come ben tutti voi sapete, ha fatto molta strada, ha aperto nuove vie nei tetti del mondo, come avrebbe detto Marino Tremonti. È stato sicuramente uno strumento di riscatto per il nostro Friuli, mantenendo costantemente fede alla propria missione e operando con quello che io definisco il coraggio dei padri. Continueremo, credo, e stiamo continuando ad operare con questo coraggio dei padri. Quindi grazie a Marino Tremonti per tutto quello che ha fatto per questa università. Grazie alla professoressa Cristina Compagno per questa relazione bellissima, devo dire, perché ha ripercorso tappe storiche che tutti abbiamo vissuto, ma ormai tanti anni sono passati e fa bene ricordarle, perché qualcuno le cose le ha volute con determinazione e è riuscito a raggiungerle. Adesso il nostro past president Giovanni Duratti affronterà la figura di Marino Tremonti come alpinista, come lui stesso si definisce andinista, perché viene detto che definirsi alpinista è riduttivo. Metà del mondo si definisce andinista, quindi non pensiamo di essere noi il centro del mondo. A Giovanni Duratti la parola, grazie. Buonasera. Scusate, non lo sapevo. Adesso c'è una chicca, una sorpresa. C'è un piccolo video bellissimo girato durante l'ultima intervista con il notaio. È bello e toccante perché lui ormai stentava a parlare. A Fiore lo ricordo della sua gioventù con questa voce ormai del vecchio, e questo contrasto è proprio affascinante. Prego. Eravamo con la baghetta tutta più
Però io sono sempre andata in montagna perché mio papà ha avuto 5 figli e sorelle, tutte più grandi, si sono tutte sposate e sono tutte andate poi in giro per il mondo. Io dopo 18 anni ho fatto la maturità classica a Gorizia e nell'estate del 43 mi trovavo a Gorizia, di Cadore in villeggiatura. A Gorizia sono arrivati i tedeschi. In montagna sono andato prima con mie sorelle e mio padre mi portava in gita, consisteva ancora che ogni ora di camminata ci si fermava per una di riposo. Andavamo senza preparazione, andavamo gite prima, gite diciamo più semplici, poi anche un po' applicate, la corda comprata nel negozio di alimentari, di quelle che probabilmente erano per stendere la biancheria o qualcosa del genere. Io avevo piantato un chiodo sulla strada che porta alla Mauri e gli facevamo un giallino a mano. Fatto sta che quando è sceso lui, quando è caduto perché si sarà spinto più fuori, è caduto e si è spaccato un braccio. Avevamo probabilmente qualcosa come 13 anni. A prendere il trenino delle Dolomiti con la corriera siamo andati a piedi a Calanza, lì abbiamo preso il trenino delle Dolomiti e siamo arrivati al Codificio di Cortina dove l'hanno trattenuto e io avevo 13 lire in tasca. Dunque basta, probabilmente ci sarebbe potuto pagare, però per dormire questo non è. Allora lui è stato ingessato e io dovevo cavarmela in qualche modo. Allora ho chiesto a uno del condominio, un infermiere, cosa avrei dovuto fare perché il mio pensiero era di andare sulla panchina pubblica e passare la notte lì in attesa la mattina dopo di avere i soccorsi economici. Allora questo infermiere mi ha detto va all'albergo in centro, un albergo che esiste tuttora, e allora non i soldi che avevo più, e allora a golfo, e ho dormito lì e il giorno dopo abbiamo chiesto aiuti alla mamma. Perché mi aveva conosciuto ormai mia moglie come ammalato di montagna. Buonasera. Se posso parafrasare un aforisma che io ho sempre sentito riferito agli scacchi, potrei dire che l'alpinismo è un grande lago in cui si appende dal moscerino e si fa il bagno all'elefante. Qual è l'alpinismo di Marino Tremonti? Probabilmente se avesse letto la relazione del nostro presidente Marinelli al convegno di Nicolado del 1901 avrebbe scelto quel tipo di alpinismo. Marinelli nel 1901 dice che ormai l'alpinismo di scoperta in Friuli è finito perché l'unica cosa da fare è andare in giro per il mondo. Lui espone le sue idee sull'alpinismo in un articolo scritto nel 69 per il Cusna. Il Cusna è una montagna dell'Appennino emiliano e la sezione del CAI di Reggio Emilia lo ha messo come nome al suo periodico sociale. Questo articolo è molto bello perché fa praticamente
una specie di classificazione delle difficoltà dell'attività extraeuropea partendo dalle uscite più facili, quelle che lui consiglia di fare affittando una moto, e consiglia di andare in Africa, in Atlante, dove peraltro comincerà, e poi man mano consiglia di passare all'Africa centrale, dove bisogna avere dei portatori, poi consiglia di passare all'America del Nord, in cui bisogna mettersi d'accordo, organizzarsi per far trasportare il materiale con barche, con aerei, qualcosa del genere, per finire con l'Himalaya. A conclusione di tutti questi tipi di uscite, lui mette le uscite in Antartide. È una cosa che non è riuscito a fare neanche lui. Per il resto le ha fatte esattamente nell'ordine in cui sono scritte nell'articolo. Tremonti nasce nel 24, va a Gorizia e studia le elementari e i licei, si iscrive al CAI perché ci sono le riduzioni nei rifugi con i soldi della Paletta. Comincia ad andare in giro per le Dolomiti, qui lo vedete in giro per le Dolomiti, si laurea nel 47, fa per 5 anni il segretario comunale in posti diversi, nel 52 vince il concorso per notaio e viene a Udine. Dal 52 al 58 fa un'attività come quella che potete vedere, questo è il rifugio Mancervino, questa è una sua foto con Mancervino sullo sfondo, dopodiché comincia a mettere in pratica quello che c'è scritto su quell'articolo. Mi sono permesso all'uso di quelli che non sono molto esperti di salite in giro per il mondo come me, di saccheggiare le cartine di un librone ponderoso in 2 volumi che si chiama Alpinisti italiani nel mondo, è edito nel 1972 dal CAI, e sono convinto che mi avrebbero dato un permesso, visto che Marino Tremonti è stato uno dei principali collaboratori per questa edizione. Come potete vedere ci sono delle zone diverse, lui ha cominciato con l'Africa, cominciamo anche noi con l'Africa, e ha cominciato con la parte in alto a sinistra, dove vedete c'è Casablanca, ci sono i numeri 132, 134, quelle lì sono le montagne dell'Atlante. Prima aveva fatto dove sotto Nairobi il Kilimangiaro, che sono quelle 244, 145, e poi farà il Kenya, che sono quelle con 143. Questa è una foto, una cartina più dettagliata del Kilimangiaro. Si va nel 58 con la guida di Cortina Marino Bianchi e fanno per primi il picco Kaiser Guglielmo, che è la cima principale. Il Kilimangiaro è diviso in 2, diciamo le 2 cime, come si vede in questa foto, non questo di Marino Bianchi. Ecco, c'è una cima occidentale che è quella che avete visto prima e una orientale che è quella del Mavenzi. Va lì, fa per prima la cima principale, poi scende, fa una via sul Mavenzi, su roccia orribile, ridiscende ancora all'hotel Kibo, poi si porta su questa capanna che è fatta totalmente di lamiera, per cui lì lasciano dormire i portatori, loro montano la loro tendina e 2 giorni dopo vanno a farsi un po' di queste guglie che si vedono qui, sono quel pezzo verticale che vedete sotto, c'è anche una guglia a Udine. Anche qui la roccia non è delle migliori, c'è una fessura che si deve cominciare prendendo calci la terra che c'è dentro e si fa la poggia in quella maniera.
Queste sono le guglie del Mavenzi e questo è il marino in cima. Nel 61 va in Kenya. Di queste salite non sono riuscito a trovare niente. L'unica cosa che ho trovato è questa cartina. Vedete che in rosso queste cartine hanno il nome dei salitori e anche l'anno di salita. Quella in basso a destra c'è scritto Tremonti e Zardini 1961. Questa è l'unica cosa che ho di questa salita. Poi va in Atlante, questo è un rifugio dell'Atlante, assieme a Claudio Zardini. Questa è un'altra foto dell'Atlante. E dopo decide di trasferirsi in America del Sud. Comincia nel 63, ci torna nel 65 e finisce nel 72. La zona che sceglie è quella in alto che vedete, dove c'è scritto 2 Colombia e 3 Ecuador. Lì in mezzo c'è la zona dell'Altar. Questa è la zona dell'Altar che lui sceglie, vedete che c'è scritto in rosso in alto sotto Roma l'anno dei monti del 1965. Per primo scala quello che vedete col numero 3, che è la punta segnata con il triangolo, poi scala il canonico, che è quello che ha il numero 9, e per finire finisce con il fraile grande, che è il numero 8. Queste sono un po' di foto. C'è da dire che le foto non sono in ordine, quindi abbiamo dovuto in sostanza immaginarci quale sia la sequenza giusta. Finito l'America del Sud, passa all'America del Nord, va nel gruppo del Sant'Elia. Il gruppo del Sant'Elia è quello che vedete grosso modo fra dove c'è scritto Alaska e dove c'è scritto Canada. Questa è l'altra cartina più in dettaglio. Lui parte dal Canada cioè praticamente la riga rossa in alto a destra, vedete che c'è scritto Tremonti, e va a fare 4 picchi di cui 3 sono vergini, non sono mai stati saliti da nessuno, e con il picco è la seconda salita che viene fatta. Con Gaspar e Zardini ci va nel 63, con Gaspar, Zardini e Lorenzo Lorenzi che abbiamo qui ci va nel 65, nel 66 in Canada ci va con Zardini e Lorenzi. Le difficoltà di questa spedizione sono soprattutto logistiche, cioè si tratta di trasportare tutta la roba fino al campo base. Mentre nelle altre salite ha trovato spesso difficoltà di ghiaccio e anche di roccia, ci sono passaggi di quinto grado, in questa le difficoltà sono soprattutto logistiche. Queste sono un po' di foto di quando è andato su Sant'Elia. Alla fine, come scritto nell'articolo, decide di andare in Himalaya. Nel 68 organizza una spedizione al Parvati, o Parvati, tanto le lettere in Hindu sono quasi uguali e la pronuncia anche. Ci va con Armando Besson, con Zardini, Lorenzi e Gaspar. Questo è uno dei dettagli del clima. Queste sono un po' di foto della salita.
Questa è la cima. A questo punto ritorna sul Fraile Grande. Questa cartina serve solo a dimostrarvi che il pezzettino che stiamo esaminando è quel quadratino piccolo in basso, microscopico. Queste sono poche foto dell'arrivo. Il Fraile Grande era stato tentato da altre spedizioni e quasi tutte avevano più o meno rinunciato, anzi tutte avevano rinunciato, e viene salito per la prima volta da Pescion e da Lorenzi, oltre a Tremonti. Finisce con una ricognizione a Grande Shimal, la spedizione che deve effettuare la SAF in occasione del centenario. La cima a cui punta lui è il Pabil, che potete vedere in alto a sinistra, è 7102 metri e non è ancora mai stata salita. Per ragioni che non si sa, queste sono delle foto del Pabil riprese dall'aereo durante la ricognizione. Viene fatta questa ricognizione con le Infanti, Stringari e Sergio Lorenzi. Questi sono i 3 portatori che vengono assoldati per portare il materiale in campi. Diciamo che con questo e con la salita al Caucaso dell'anno dopo, praticamente lui finisce di arrampicare. Però mi piacerebbe far presente anche un'altra delle caratteristiche, dei pregi di Tremonti, che è stato quello di invitare tutti ad uscire dalla nostra regione. In sostanza lui ha cominciato, oltre che con l'articolo, proprio sostenendo moralmente e spesso anche materialmente gli alpinisti che volevano andare fuori dalla regione. Ha cominciato a consigliare la Turchia, perché era sufficientemente lontana da non poter essere raggiunta, diciamo, in maniera facile e non aveva possibilità di soccorso, che è una delle cose che aiuta molto in questo caso. Ci manda prima una spedizione leggera di 4 persone, con le Infanti, la moglie, Bassi e Dmitri. L'anno dopo, 2 anni dopo, ci torna un'altra spedizione con 12 persone, poi ci torna da Infanti per farsi la parete nord del Tosan. In sostanza diventa praticamente non dico una succursale dell'Alpina, ma quasi. Tenete conto che in quegli anni la Turchia non è ancora quella potenza economica che è adesso e anche l'alpinismo non era molto sviluppato. 2 nostri istruttori sezionali, Pizzaro e Scalettaris, a un certo punto vengono invitati in Turchia a tenere dei corsi a quelli che saranno i futuri istruttori di alpinismo turchi. Dopo questa spedizione si organizza quella spedizione che doveva andare a Pavin, che va a Saragar e che arriva su Cima Friuli, cioè non arriva in cima a Saragat, per capirci, arriva sulla cima in parte e viene battezzata Cima Friuli. Se ne fa un'altra qualche anno dopo, ma il risultato è un po' peggiore. L'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto che lui è stato per 5 anni dentro alla redazione di In Alto. E qui, in occasione della tragedia dell'Eiger, quando le Infanti e Ossella hanno cercato di andare a fare l'Eiger, si è diciamo, svelata tutta la sua abilità, nel senso che quando c'è stata la notizia che praticamente non erano tornati giù, lui si prende su, io non so se
stesse lavorando, se fosse in ferie. Il fatto sta che parte da Udine, va a Grindelwald e aiuta il soccorso locale a risolvere problemi burocratici e riesce a riportare a casa dei fanghi e la salma di Bruxelles. Si pensava fino a poco tempo fa che fosse già lì in vacanza, cercando un'altra ricerca dentro le carte della SAF, ho trovato una ricevuta di Tremonti che lo riconosce, diciamo che dice che la SAF gli ha dato un po' di soldi in cambio, corrispettivo della sua attività, nel senso che non chiede niente per l'attività, chiede i soldi della benzina e i soldi dei 4 pasti che sta lì a mangiare. E chiede 120.000 lire, che mi sembra una cosa assolutamente, anche per il 70, praticamente gratis. In questa occasione il soccorso alpino svizzero presenta un conto di 3.600.000 lire, che non c'è nessuno che lo ritenga esoso. Allora, per presentarlo lo mette dentro l'inato del 1970 e siccome messo da solo non si capirebbe proprio lo scopo, fa una serie di articoli, fa fare una serie di articoli a diversi soccorsi alpini, quello francese, quello di Cortina, quello austriaco, in cui tutti illustrano le loro diciamo, modalità di intervento. Quello di Cortina soprattutto ha dei prezzi veramente diciamo irrisori in confronto, no? Ci sono interventi con 10 persone che durano 5 giorni perché si trovano un conto di 800.000 lire. Allora voi capite che 3.600.000, ancorché ci sia l'uso dell'apparecchio, sono una somma un po' eccessiva. Bene, questo viene pubblicato sul numero del 1970 dell'inato e si pensa che la cosa sia finita lì, invece non finisce lì perché il consolato svizzero di Trieste si accorge dal Messaggero Veneto, non so come abbia fatto a leggere anche l'inato, comunque sono contento, manda una lettera alla Guardia Aerea Svizzera di Soccorso dicendo guarda che quelli lì hanno fatto quello che hanno fatto. La Guardia Aerea risponde, questa non l'avevo mai letta né sull'inato né sul Messaggero Veneto, l'ho trovata per sbaglio, e dice in sostanza aspettate la relazione, tramite il console svizzero di Trieste ci sono pervenute 2 pubblicazioni. La vostra Messaggero Veneto del 72 e quella datata del 70 in atto. Abbiamo potuto constatare che a riguardo della tragedia sono severamente criticati. A dire la verità, nell'inato Tremonti aveva avuto il buon gusto di non mettere il nome dei 2 infortunati, però se diciamo che c'è la data dell'incidente, il 16 luglio del 70, è un po' difficile non capire di chi stiamo parlando. Comunque, il conto del salvataggio aereo svizzero è l'unica cosa di cui la Guardia risponde e dice sono 1.360.000 perché ci sono 3 voli di ricognizione, 3 voli di trasporto, 3 per il trasporto, 2 tonnellate di materiali, 32 soccorritori, un volo per il ferito, 1 per Bruxelles e più l'assicurazione obbligatoria. E fin qua siamo tutti d'accordo. Il problema è che dopo la Guardia Svizzera si permette alcune arrampicate sugli specchi basate su dei pregiudizi. Allora, dice, rivolgendo la nostra attenzione alle informazioni forniteci in molti paesi europei e soprattutto in Italia, il soccorso alpino viene effettuato gratis da elicotteri militari. Dovete però espletare un certo numero di formalità.
Per esempio, mettermi in contatto con il prefetto mezza giornata, il prefetto dovrà avere il permesso del ministero un giorno, domandare all'aeroporto militare più vicino mezza giornata, e infine, dopo 2 giorni di tensione, si riuscirà forse ad avere il tanto desiderato aiuto militare gratis. Calcoliamo ora la giornata effettiva per il salvataggio più i 2 giorni sopravvenuti e siamo a 3. Loro dicevano che avevano salvato gli infanti in 19 ore. Ora io ho fatto parte del soccorso alpino per 27 anni e non ho mai seguito queste istruzioni. Giuro che ogni volta che ci hanno chiamato siamo corsi subito e credo che anche quelli di Cortina abbiano fatto lo stesso, per cui questa è semplicemente, ripeto, una qualcosa basata su pregiudizi. Per finire vorrei ricordare quello che ha fatto per la biblioteca sociale. Allora è stato grazie a lui se la biblioteca sociale si è abbonata a Pavacchia, a Vertica e altri periodici che trattavano l'alpinismo moderno. Credo che per qualche anno si sia abbonata anche l'Himalaya in giù. Ma soprattutto la biblioteca giaceva a basso di via Stringer, il comune quello aveva e quello ci aveva dato, e quindi non era in condizioni ottimali. Già la biblioteca della SAF è sopravvissuta alla prima guerra mondiale, quando è stata saccheggiata nell'anno dell'invasione e qualcuno ha dovuto andare in Istria a recuperare un po' di volumi. Nella seconda guerra mondiale i volumi più preziosi sono stati trasportati a cura dell'ex bibliotecario, anzi di quello che sarà il bibliotecario Arturo Ferrucci a casa sua in via Grazzano, ritenendo che la casa sua fosse meno a rischio della sede della SAF. In realtà hanno bombardato vicino a casa sua, pochi di libri sono andati dispersi, è andato anche rotto. Se quelli che sono sopravvissuti a queste 2 disgrazie sono finiti nello scantinato. Quando arriva Tremonti si accorge che nello scantinato stiamo buttando via i libri e comincia a muovere a destra manca, per cui si può dire che siamo riusciti a salvarli per la 3ª volta. Ecco, tutto qua. Se qualcuno ha qualche domanda. Spero non ci sia nessun giudizio in sala, se no cominciamo da capo, quindi consolati. Devo chiedere scusa alla professoressa Compagna, prima l'ho chiamata con un nome sbagliato, da Cristina, invece lei si chiama Cristiana, doveroso riscritto. Poi c'è io vorrei passare la parola un attimo solo, se possibile, al monumento dell'alpinismo, guida Lorenzo Lorenzi, che abbiamo qua con noi, dei Mizzi Scoiattolo di Cortina, che è citata più e più volte dal notaio per averlo accompagnato nelle sue gite. Buongiorno a tutti e ringrazio la famiglia Tremonti e tutto il comitato organizzatore per avermi invitato. E con un po' di amarezza devo dire che di tutte quelle fotografie là sono l'ultimo vivo, ma insomma pazienza, no? E mi ricordo la prima volta che ci siamo conosciuti era sulla Torre Fazzareo, che il dottor Tremonti era con Marino Bianchi e io non so con i miei amici così. E allora Marino mi dice, la guida, sai Lorenzo che fra qualche giorno andiamo giù in Kilimangiaro? Ah, beati voi, no? Dice che sarebbe bello per lei anch'io, no? Così scherzando.
E lì finisce la cosa, vanno, tornano, faccio i miei complimenti, eccetera. E l'anno dopo mi telefona Zardini e dice: guarda, il dottor Tremonti vuole parlare. Ci siamo messi d'accordo, anzi dicevamo in Ecuador, vieni giù con me, come no, subito. E allora è la prima volta che siamo andati in Ecuador, è stato per me un viaggio, avevo 22-23 anni, è stata una cosa eccezionale. Così ho conosciuto il dottor Tremonti, che è alpinista e come esploratore, oltre che come un bravo uomo. È già guida a 23 anni? Io avevo 23 anni. Ma è già guida? Sì, sì. Già per età? Sì, ho fatto la guida da 20 anni. E da 21 perché si poteva prima. E così siamo andati giù in Ecuador e abbiamo fatto l'obispo, e poi l'anno dopo sono tornati, abbiamo fatto il fraile grande, il fraile Chiquito, e così siamo diventati proprio legati come amici. Poi lui veniva a Cortina, si andava a navigare lì sulle montagne dei Dolomiti, e poi siamo stati altre volte in Austria, sul Kaiser del Birge, sul Dachstein, sul Bischofswitze, poi siamo stati sul Cervino, sul Gran Paradiso, sul Rosa, e ho fatto parecchie cose. Poi è venuto in mente di andare in India a fare il Parvati Peak, perché era stato tentato da varie spedizioni e nessuno era arrivato in cima. Allora fa tutte le richieste e l'India non gli dava il permesso. E insomma, allora cosa facciamo? Allora andiamo via in Yukon, andiamo lì nella zona del Sant'Hilaria a fare quello che c'è lì su Vie, tante cime ancora inesplorate. E siamo andati a fare quelle cime lì. Intanto l'anno dopo è arrivato il permesso di andare al Parvati Peak e siamo andati giù, siamo stati un mese e lì ci è andato proprio bene, siamo saliti tutti quanti su in cima, è stata una bellissima spedizione. Poi quando al ritorno a Delhi ci ha fatto una festa immensa, il governo indiano, perché era la cima più alta dell'India, no? E il governo indiano ci ha fatto una festa enorme e è stata veramente una cosa eccezionale. E per me è stata una fortuna doppia, perché oltre che conoscere il dottor Tremonti, lì ho conosciuto l'ambasciatore italiano che era lì, il dottor Giacomelli, che poi con lui ho girato tutto il mondo, per lui cambiava faceva l'ambasciatore di qua e di là, e io andavo a vedere a lui e si faceva tutte le cime di quel paese, e così ho girato tutta l'Africa e tutto il Sud America, ho girato un po' dappertutto, Nuova Zelanda, e questa è la fortuna di aver conosciuto un grande uomo come Tremonti. Io non so cosa dire altro, perché veramente per me è stata una cosa eccezionale e è voluto tanto bene. La cosa che mi è dispiaciuto di più è che non ho potuto neanche venire alla sepoltura perché ero all'ospedale malato. Grazie mille a Lorenzo Lorenzi. Come ha detto Lorenzo, è l'unico che è rimasto di una serie molto lunga di amici e di soldati del notaio. Io mi pare che sia un dovere proprio ricordare che citato in tutte le sue così, proprio flash, Sergio Infanti, è socio della SAF, grandissimo pianista, scrittore, amico, che ha diviso con l'Otaio tante avventure, ecco, tutto quello. Poi adesso mi hanno chiesto la parola, mi hanno chiesto di dire qualcosa, il professor Persic.
benvenuto. Sì, anche a nome del Comitato per l'Università Friulana, qui è presente il suo vicepresidente Carlisi con altri membri, Cardenal, Fabris, Molinari, Brusaferro. Voglio esprimere la gioia con cui partecipiamo a questa commemorazione. Il Comitato celebra 50 anni di vita il prossimo febbraio del 2022, quindi 10 anni più dei 40 anni dell'Università Friulana. Questo la dice lunga per quanto il Comitato abbia lavorato per questo inizio dell'Università Friulana e poi per il suo miglioramento. Eravamo giovani, eravamo a casa di Petracco a organizzare le manifestazioni, i volantinaggi, però Tremonti era sempre naturalmente impegnato nella sua professione, presente o fisicamente o spiritualmente, alleggiava la sua presenza, perché lui e Petracco, come due dioscuri, erano la nostra guida, due persone diverse dal punto di vista del carattere, ma accomunate evidentemente da quello che ha permesso loro di lavorare insieme, cioè la voglia dell'avventura, la voglia della novità, la voglia di raggiungere una vetta, e tutti e due con la disciplina della prudenza, che non impediva di fare grandi cose, di parlare senza essere mai potuti essere contestati, perché quello che veniva detto era vero. Come veritiere sono state queste relazioni veritiere efficaci. Noi li guardavamo veramente come due persone piene di ideali e che indubbiamente hanno dato una forma anche al nostro comportamento, alla nostra vita. Quando Petracco ha iniziato, diciamo, la sua nuova giovinezza, è andato in pensione, impegnandosi nella lotta per l'Università Friulana, Tremonti era ancora naturalmente professionalmente impegnato, ma mai mancava. Lui stesso nella raccolta delle firme era presente ad autenticarle, prima e dopo il terremoto, ha contribuito anche finanziariamente. Quando c'era un problema anche molto pratico da risolvere, una sede del comitato, lui trovava la sede, è stato sempre provvidenziale. E sono sempre andati di comune accordo, Tremonti come consigliere discreto, Petracco impetuoso, a volte qualche leggera frizione magari, e però tutto si risolveva nell'azione che veniva poi svolta di comunissimo accordo. E quando Petracco è mancato, poi il professor Tremonti è stato il nostro vero punto di riferimento, prima nel suo studio, poi nel salotto di casa. Periodicamente ci siamo sempre incontrati per sentire da lui, che vigilmente osservava l'evoluzione dell'università, là dove, che cosa occorreva stimolare, consigliare, correggere forse nel consiglio. È stata una presenza che ha reso vivo il comitato anche quando sarebbe sembrato ad alcuni che la sua esistenza non avesse più motivo di essere. Lo ringraziamo, lo teniamo nel cuore, è per noi un punto di riferimento. Non siamo più giovani neanche noi, però per quello che possiamo ancora dare, penso che lo stimolo della sua figura resti operante. Veramente il Friuli continua ad avere bisogno, e sempre di più in questi tempi, in cui il senso di comunità si affievolisce, sempre più bisogno di persone così, di modelli così, insomma, di uomini illustri così. Adesso vedo in sala professore, ex sindaco, ma soprattutto ex rettore Onsen, che magari ci vuole dire anche lui qualche cosa naturalmente a notaio. Io continuo a chiamarlo così perché per me resta, sì, non riesco a chiamarlo.
moltissimo è stato detto benissimo, ma di persone come il notaio Tremonti ci sarebbe da dire tantissimo. E quindi cerco anch'io di dare un piccolo contributo. Uno innanzitutto in questo periodo di mascherine, no? Dove ci guardiamo negli occhi, i suoi occhi. Chi appunto si ricorda questo azzurro, questa intensità appunto lo colpisce. Poi la sua forza di meticolosia, è stato ben detto, la sua capacità pratica. Non solo fu quello che poi quando venne il momento di definire qual era la sede per raccogliere le firme, che sono d'accordo con parte del mio studio, non fu eletto a sede, ma soprattutto io lo ricordo, io lo conobbi negli anni 90, ma ricordo appunto quando ero lettore che molte delle decisioni, soprattutto con l'Università di Trieste, venivano decise quello che si chiamavano le riunioni del Comitato regionale di coordinamento. Ebbene, era diventato per me, non avevo più bisogno di tenere presente quando ci sarebbero state queste giornate, perché il giorno prima lui chiedeva l'appuntamento, no? Ed era, diciamo, assolutamente presente con tutti i passaggi che era importante svolgere, no? Quindi una grandissima capacità, un uomo di ideali, però certamente una personalità che aveva la capacità di capire come si raggiungono i grandi risultati soltanto se uno ha sotto controllo anche tutti i passaggi più elementari. E qui appunto sui titoli, sui corsi di laurea lo devo dire proprio per non violare, no, la concorrenza di Trieste e di Padova. Il grande mondo accademico disse: ma sì, a Udine gli diamo i corsi di laurea, cioè a scienze non gli diamo matematica, né fisica, né chimica, diamo quel corso di laurea che sarà destinato a scomparire dopo qualche anno, informatica. Questo è giusto che dice quando, no? E appunto, come giustamente ricordato la professoressa Compagni, a lettere, beni culturali, no? La prima sede, no? L'Italia che era una superpotenza mondiale di beni culturali, e per proprio l'ultimo su agraria disse no, non possono avere scienza agraria, niente. Vediamo questo corso di laurea che è nato l'anno prima a Milano, tecnologie alimentari, no? Giusto per dire l'Italia tra potenze e tecnologie. Quindi sorridevamo spesso su questa vicenda, però la sua determinazione a lottare per tutte quelle discipline qualificanti, quindi c'era fisica, Molinari, quella riuscimmo soltanto con una laurea specialistica, ma chiaramente era troppo difficile, però era importante. Filosofia, non poteva esserci, anche quella ci si riuscì, adesso appunto magari è un po' più sfumato, però anche quello ci si riuscì, e certamente ogni incontro era sempre un passo avanti, e proprio questo forse l'ha desunto, questo suo, diciamo, anche spirito, no? Forse proprio dall'alpinismo, avrebbe studiato, sono molto umile, non raccontava questo, è una straordinaria umanità, di una grande sensibilità nella vita cittadina. Io lo ricordo per esempio dal sindaco ai concerti aperitivo del nuovo mattino, se ricorderete, quello non fa pensare a Ace, c'era sempre, lui e la moglie, e la signora appunto che ricordiamo perché appunto anche la mamma di signora Flavio e Giulio, appunto anche lei era spesso presente, no? E in questo costituiva appunto un punto di riferimento per me anche personalmente. Ricordo quando a un certo punto con il mio predecessore, no, Strassoldo, di grande figura appunto per lo sviluppo dell'università, a un certo punto Strassoldo, no, in qualche modo mi disse: ma sì, mi sembra che tu possa essere candidato, no? Possa candidato, c'erano molti candidati a rettore, no? E tutti si sentono, sarò all'altezza, no? Poi appunto incontrai il Tremonti, molto trepidanti, c'è chissà cosa penserà se sono all'altezza, e proprio dal suo entusiasmo, dalla sua determinazione, no? Che immediatamente mi prese come parte della sua spedizione, no? Come uno della sua spedizione per
per l'ascesa dell'università, immediatamente mi sentì anch'io appunto riconosciuto, in qualche modo apprezzato del gruppo e seppi che insomma avremmo potuto fare molto bene insieme, come credo appunto sia stato fatto anche da me, insomma, che sono venuti dopo. Quindi è una grande figura sulla quale ci sarebbe moltissimo da esplorare, proprio perché credo che abbia saputo incarnare questa capacità di coniugare due realtà diverse, ma poi qui concludiamo con una frase che non è ancora stata detta, perché andrebbe detta, no? Il Friuli appunto uscì dal terremoto non con i piedi, no? Ma con la migrazione, ma con la testa, che è appunto l'università. Grazie. Ringrazio l'eslettore Orso e anche il sindaco. Il sindaco prima se ne è dovuto andare, saluta tutti, ma è scattaiolato via perché la politica ha i suoi tempi, come sappiamo. E quindi credo che non vedo nessun altro intervento, quindi rinnovo i miei ringraziamenti a tutti quelli che sono intervenuti. Rinnovo i miei ringraziamenti a quelli che sono dati da fare in SAF per organizzare questa giornata. Rinnovo i ringraziamenti ai figli del notaio che sono presenti. Saluto Lorenzo Lorenzi che è stato formidabile secondo me. E invito tutti al coffee break, che non sarà un coffee break a meno che non vi accorgettate il machinette. E poi noi dopo il coffee break abbiamo una piccola cerimonia in cui premiamo i fedelissimi della SAF, quelli che hanno 50 anni di anzianità di Pollino e quelli che ne hanno 25 aspettando del 50. Intanto prendiamo la rincorsa. Se volete fermarvi ci farebbe piacere, perché almeno così c'è un minimo di partecipazione. Grazie di nuovo. Festeggia i tesserini con 50 pollini, non c'è confronto con quello del notaio che chiaramente riprende nel 79, era fuori scala. Scusate, tengo sempre il microfono perché mi sento da solo ma non sento quello che sentite voi. E dicevo, facciamo questa piccola festicciola per i 50 anni e per i 25 anni, però la mia idea è che con la prossima assemblea faremo anche la festicciola per i più giovani iscritti, perché se speriamo fra un po' di continuare a fare quella dei 25 e dei 50 bisogna cominciare a fare quella la prima, se no non ci arriveremo mai. Comunque, come dicevo, abbiamo 2400 iscritti e malgrado il Covid e malgrado una serie appunto di limitazioni dovute a questa pandemia, ce l'abbiamo fatta. Diciamo che abbiamo i numeri forse fra i numeri più alti degli ultimi anni, insomma, ecco, sicuramente comunque stiamo allineati a una situazione pre-Covid. D'altra parte la SAF, voi sapete, fra 2 anni festeggia i 150 anni, quindi siamo una delle associazioni forse più vecchie, sicuramente della città, ma probabilmente anche in Italia. Quindi adesso, a proposito dei 150 anni, cominciamo con i diplomi per i 50 anni. 50 anni viene data diciamo, come si chiama questo pin storico della SAF, che dal prossimo anno cambierà, perché la SAF ha cambiato distintivo e questo è il nuovo logo della SAF che abbiamo disegnato, sì, abbiamo fatto disegnare da un grafico, ed è molto più riconoscibile, molto più immediatamente individuabile. Il vecchio distintivo sembrava più un'enciclopedia che un distintivo, c'era dentro tutto, la stella alpina, le montagne, la spicozza, la borraccia, il bastone, c'era dentro come si facevano i vecchi distintivi di 100 anni fa, insomma. Quindi era giusto che venisse rinnovato. Però per intanto, quindi comunque forse penso sarà l'ultimo anno in cui daremo come riconoscimento il vecchio distintivo. D'altra parte
Quindi adesso io comincerei, vediamo chi c'è, speriamo siano presenti più di qualcuno. Sergio Cavallin, ecco, tanto per cominciare non c'è, così cominciamo bene. Abbiamo Vanni Toso, c'è nessuno per ritirare. Grazie al pai che mi ha fatto incontrare mio marito per comprare. Marziali Augusto, ecco che sarebbe Daniele Cossa, Daniele Dina, Senza mascherina. e poi abbiamo una cosa che per me resta comprensibile, allo scritto. Lui sostiene veramente, ma non è possibile che abbia 50 momenti in questa città, c'è qualcosa io ringrazio allora bene, adesso abbiamo e quindi nella speranza che i due assenti non l'abbiano fatto per motivi di salute, ma spero di no. Adesso stiamo vedendo quei 25 anni a cui viene consegnato il distintivo del CAI, quello sì, fatto dal CAI per i 25 anni. Europa. Allora, Adami Cristian, perché succede spesso che in questa premiazione c'è qualche defezione. Monica Battistella, Roberto Bernardi, Bianca Pesa, Adriano Puvino, Bianca Pesa, c'è un ecco, prego.
Piero Crivellini, Robert Monte, Giordana Del Forno, grazie. Alberto Triussi, Loretta Flatorea, Francesco Chissa, Luigi Mauro, Roberto Ridocco, Francesca Miotti, Massimo Bizzau, Adriano Picco, Giacomo Picco, Elisabetta Pittuello, che non c'è, Maria Luisa Cross, Adriana Bocci, Andrea Pizzi, Romolo Laura, Sandra Rossi, Flaviano Stella, Corrado Carnia, eccolo e Erano Belluini, però che non c'è, però il signor Giacomo mi aveva detto c'era nessuno, come sbaglio. Allora? Ah, eh sì, però c'è un giudizio, c'era proprio una forma fondata. Bene, grazie ai premiati.